Nuovo arresto di un giovane accusato di essere un componente delle baby gang a Venezia. Salgono così a 12 i provvedimenti eseguiti dalle forze dell'ordine tra Laguna e Terraferma e le indagini proseguono. L'ultimo fermato ha appena 16 anni ma già numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. È stato rintracciato dalla polizia nella casa della fidanzata alla Giudecca e rinchiuso nel carcere Santa Bona di Treviso. A casa sua era stato tra l'altro ritrovato un giubbotto rubato durante un violento pestaggio avvenuto a Venezia il 19 gennaio. In quell'occasione si era consumata una delle aggressioni più brutali nella già impressionante escalation di aggressività delle baby gang veneziane e mestrine. Secondo l'accusa, l'arrestato, in gruppo con altri giovani armati di bottiglie e coltelli, aveva aggredito 4 ragazzi a dorso duro, sferrando calci e pugni. Una delle vittime era stata addirittura colpita con un tirapugni, riportando lesioni multiple alle ossa facciali e una prognosi di 30 giorni. Il giovane, oltre ad essere stato picchiato brutalmente, era stato derubato del giubbotto e di alcuni effetti personali che si trovavano nelle tasche. Con una decina di arresti e una ventina di indagati, le forze dell'ordine hanno ricostruito e smantellato 3 diversi gruppi che avevano colpito a Venezia, Mestre e Marghera, fenomeni oramai criminali che senza un'adeguata attività di prevenzione si stavano trasformando anche in pericolosi fenomeni sociali.